Ciao ragazzi, in questo video vediamo come creare una landing one page. Mi sono già preparato un po' di asset, guardate, cosa che vi consiglio tra l'altro che vi fa risparmiare un sacco di tempo. Andiamo a creare una landing con la nostra bella griglia 1440 per un'altezza che vedremo. Andiamo subito ad inserire il logo e andiamo a personalizzarlo velocemente. Ecco qui il logo, vedete come crearmi degli asset mi rende tutto molto più semplice. Piazziamo qui il logo sulla nostra griglia. Sapete che premendo Alt in Adobe XD vi permette di vedere le misure. Creiamo un piccolo menu di navigazione e andiamo subito a posizionarlo. Anche qui mi sono creato colori e dinamiche del mio menu. Vi ricordo che questo video, come scritto in descrizione, non è una mia idea, ma mi sono ispirato a uno youtuber che si chiama Color Edwards, che ha fatto una landing page simile a questa, a cui mi sono andato a ispirare anch'io. Mettiamo questo testo bold e lo andiamo a posizionare. Vi ricordo anche che tutte le risorse che vedete a livello di immagine di questo video le ho prese dal sito andrew.co. Andiamo adesso a creare un bel pulsantone Get in Touch, vediamo un po'. Gli diamo delle misure predefinite e andiamo a metterci anche un bordino. Io ci metterei una rotonda, no, via il bordo, arrotondiamo un attimo. Ecco qui, lo coloriamo di verde, fantastico. Arrotondiamo una trentina. Ecco, io non sono un grande amante di questi pulsanti, vi devo dire la verità, però insomma vanno di moda e quindi teniamoli. Perfetto, lo posizioniamo qui perfettamente in linea. Andiamo adesso a prenderci del testo, scriviamo Get in Touch 9, ok, corretto, fantastico. Cursore, posizioniamo al centro, molto bene, coloriamolo di bianco, mi dovrei essere già preparato il bianco, eccolo qui, ok, benissimo. Si vede poco, facciamo bold, riposizioniamo perché quel bold magari ho sballinato, ok, perfetto, togliamo un attimo le griglie, vediamo, no, posizioniamo, ok, benissimo, io ci aggiungerei anche, vediamo, no, qui, ok, un po' di ombra di default, vediamo, un po' di rilievo, sì, mi piace molto, ok, ottimo. Procediamo, adesso direi che possiamo andare ad inserire del testo Lorem Ipsum, che nel frattempo mi sono già preparato, quindi basta che incollo. Allora, vediamo, bianco su bianco, non si vede niente, cambiamo il colore, mi sono preparato anche un H1, eccolo qua, cursore H1, perfetto, quindi abbiamo questo testo H1, lo posizioniamo al centro, dopodiché vediamo un po' griglia, bene, andiamo a trasformare in un'area selezionabile, quindi trascino, posto giù, ok, anche troppo, vediamo, tiro su un po', sì, ok, così mi piace molto di più, benissimo. Adesso prendiamo ancora un po' di testo Lorem Ipsum che andiamo a posizionarci qui, vediamo un po' di più, bene, lo spostiamo, colore, anche questo qui è testo normale, l'ho etichettato sotto body, lo andiamo ad inserire qui, allineiamo in griglia, molto bene, ci piace. E adesso direi che sotto possiamo mettere una call to action. Naturalmente io adesso vado a copiare e incollare questa, sarebbe una buona idea cambiare il testo sopra, ma quindi siamo in fase di produzione, non sto neanche lì a rompermi le balle più di tanto. Tiriamolo su un attimo, andiamo a posizionare, ok, perfetto, mi piace. Importiamo la prima risorsa da andrew.co, mi raccomando .co, li potete trovare sia di PNG che però hanno lo sfondo bianco, sia degli SVG per fare i vostri lavori. Spostiamo sotto e andiamo a posizionare più o meno in questa posizione. Ok, mi piace, mi garba, ottimo, perfetto. Adesso vediamo un po', ok. Sì, creiamo con lo strumento penna dei piccoli grigori che vanno di moda, questo lo coloriamo di blu, poi qui andiamo a farne un altro qua sotto, se ricordo l'originale facciamo un'ellisse, la ruotiamo un attimo, mi slagga un po' XD quando faccio le ellissi, ok, questa la coloriamo di verde, aspetta che la sposto un po' più dentro, sì, perfetto, vanno un sacco di moda queste cose qua, vediamo, fantastico. Benissimo, mi piace. Adesso andiamo a raddoppiare, quindi 1080 per 2, raddoppiamo e usciamo dalla above the fold, così abbiamo spazio, benissimo. Qui andiamo a creare due card, quindi rimetto la griglia,
mi vado a disegnare un rettangolo, facciamo 500 x 600, perfetto, lo andiamo quindi a posizionare un attimo con il cursore, vediamo più o meno qua, sì, ok, ci metto un po' di ombra appena accennata come quella di pulsanti, sì, mi piace, ok, alt, clic, trasciniamo e duplichiamo, bene, lo mettiamo qui, sì, più o meno, ok, adesso raggruppiamo, Command G, così posso andare a centrarli con il pulsantino apposito qui in alto, perfetto, e adesso andiamo a separarli con Shift Command G, così tornano a essere due livelli separati, perfetto, aspetta che li tiro su un attimo, sì, ok, bene, 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 perfetto, andiamo a riempire queste card adesso, allora mi prendo il testo qui H1, che mi ero preparato, aspetta che lo trascino un attimo che è troppo grande, perfetto, Command C, tiro giù, oppure Alt per duplicare, come tutti i software di grafica, qui ho l'H2 pronto, lo trasformo in H2, fantastico, vado a stringere, ok, posizioniamo un attimo, bello, mi piace, però su 3 righe non sono mica tanto convinto che mi piaccia su 3 righe, aspetta un attimo che vediamo, quando è posizionato, ok, qui mi sta bene. Proviamo a tirare via, sì, molto meglio, molto meglio. 2 righe di titolo, ok, perfetto. Adesso devo andare a prendermi un po' di Lorem Ipsum ancora, però questa volta un po' di più. Ottimo. Se vedete che appare del testo ovviamente a caso non vi preoccupate perché comunque ho fatto dei tagli, degli editing nel video, quindi ho saltato le parti in cui vado a prendermi le risorse dal mio computer. Bene, trasformato in un body, adesso lo trasformo ovviamente in un'area, quindi vado a stringere un attimo qua, lo posizioniamo qua, bello, perfetto. E adesso stringiamo ancora l'area di testo, un po' meno, qui, perfetto, adesso tiriamo giù, vediamo, fantastico, perfetto, perfetto, mi piace, allora posizioniamo tutto lì, adesso aspetta che zoom un attimo, no aspetta, prima scriviamoci il testo, ok, facciamo un piccolo link, mi sono preparato anche l'asset per i link, ok, sì, adesso zoom perché adesso sì non vedo più la mazza. Perfetto, questo lo andiamo a piazzare qui, molto bene, più o meno alla stessa distanza, tirerei su un po' questo, sì, perfetto, sì, molto meglio, sì, mi piace. Mi sono preparato anche una freccettina qui come risorsa, basta che la trascino dentro, è un PNG che ho scaricato online, già colorato ovviamente, l'ho colorato con Affinity Photo, lo vado a ridimensionare, lo posizioniamo qui, tastini direzionali per metterlo in una posizione utile alla causa, bene, perfetto, mi piace, e adesso mi vado a prendere tutti e 3 questi, aspetta che clicco anche la freccia, ok, e alt, trascino, facciamo un bel duplicato, perfetto, ottimo, e le 2 card sono a bomba. Adesso prendiamo altre 2 risorse dal sito di prima, quindi andiamo a ridimensionarle, vedete anche queste hanno lo sfondo bianco, ma mi frega relativamente perché tanto è bianco che va sullo sfondo bianco, una e una 2 e le mettiamo qui e poi sfruttiamo le guide sensibili di XD per andare a posizionarle in maniera corretta, molto bene, bravissimi, bella, 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 ci piace, ottimo. Adesso andiamo a disegnare un altro po' di ghirigori, come ha fatto il buon Color sulla sua bozza originale, che ci stanno sempre. Quindi creiamo questo primo ghirigoro, madonna a me non vengono mica tanto bene, devo fare un po' di pratica queste cose qua, dei tracciati fatti con le manine, su Affinity mi vengono meglio, le curve di Bézier. Ok, coloriamo di blu, andiamo a spostarlo sotto, molto bene, aspetta che posiziono un attimo, poi ne facciamo un altro, molto bene, questo qua lo facciamo un po' più particolare, come nel disegno originale, andiamo a chiudere, chiudi, perfetto, benissimo, e andiamo a colorare di blu anche questo, però questo qui lo opacizziamo, dovete sempre ricordarvi di togliere i bordi, ovviamente che XD li metti di default, sposto dietro, benissimo, qua mettiamo un'ellisse, andiamo a roteare e basta, giro non slagga, bravissimo, questa la coloriamo, aspetta che mi sono spariti gli asset, ok, di verde, e anche questa la opacizziamo un po', benissimo, Command S, andiamo a salvare subito, allarghiamo il foglio di lavoro e passiamo a fare il prossimo step, lo step successivo, quindi bella griglia. Adesso mi vado a prendere tutto l'ambardàn che c'è qua su, ok, pulsante compreso, e trascino una copia e la mettiamo più o meno qui, trasformo il titolo in H2, lo vado a riposizionare un attimo qua sotto, molto bene, ok,
E adesso vediamo un po', prendo una nuova risorsa e la vado poi a sistemare e posizionare qui sotto. Molto bene, spostiamola dietro, sì, anche dimensioni mi sembrano belle, coerenti e perfette, mi sta bene. Dove sono spariti gli asset? Ok, riapro e allungo ancora il foglio di lavoro, mi ricopio questa parte, spero che non mi perdo pezzi per strada. Questa, come la bozza originale, andiamo a posizionarlo più o meno qui, ok, poi dovrò sicuramente spostarlo, e disegniamo un nuovo ghirigori con le curve di Bézier. Ribadisco che mi riesce meglio con Affinity usare queste curve, ok, perfetto, questo lo lasciamo blu bello pieno, dopodiché qui ci caccio un bel SVG, perfetto, vediamo, ma lo lasciamo che questa dimensione qua non mi dà fastidio. Allora, posiziona, qui più o meno. Ah, sì, ok, va bene, aspetta che sposto un po' questi testi qua. No, mi sono perso il testo del pulsante per strada. Prendi anche quello, bravissimo. E andiamo, ok, molto bene. Sì, perfetto. Per un pixel Martin persa la K, cerchiamo di essere belli precisi. Allunghiamo ancora il foglio di lavoro e direi che adesso, se non ricordo male, dovrebbe andarci semplicemente il footer. Allora, torno su, nel footer mettiamo un duplicato del logo, quindi Command C, e me lo vado a copiare qua, dove lo mette? Eccolo lì su, perfetto. Mi sono preparato ovviamente anche un asset per il logo footer, basta che ci clicco, perfetto. Adesso duplichiamo questo e andiamo a creare delle voci di menu, facciamo navigation, qui mettiamo privacy policy e qui mettiamo contact us. Quindi duplichiamo ancora, aspetta che posiziono, ma no, lo lascio lì, va bene, sta bene da dove l'avevo messo prima. Adesso andiamo a duplicare ancora, cambiamo gli asset ovviamente, andiamo a trasformarli in semplice testo. Adesso molto velocemente mi creo delle piccole liste di menu, quindi taglio il video per non farvi perdere tempo. Ok, 4 voci, copiamo questa e andiamo poi a posizionare questa e cambiamo 2 o 3 scritte, tanto per dargli uno spessore un po' diverso. Ok, molto bene, perfetto, mi sembra che tutto perfettamente posizionato. Ottimo, allora un po' di testo qui che non fa male, no, anche troppo, grigliamo un attimo, ok, così molto meglio, sì, perfetto. Qui, ok, mi prendo anche un pezzo qui, ok, mettiamo un'altra riga sotto, ok, togliamo via un po' di testo qua, ok, perfetto, torniamo su, togliamo la griglia, Shift Command Apice, ok, via, vediamo un po', bene, ottimo, perfetto, sì, direi che tutto a posto. No, mi sono mangiato un po' di testo lì, ci picchia, perché prima non ho fatto copia e incolla ma ho fatto semplicemente trascinato, vabbè, poco male, copiamo questo e ce lo andiamo a riappiccicare, ok, un attimo, lo mettiamo lì, che belle queste guide sensibili di XD, ok, posizioniamo, perfetto, ottimo, mi piace, è a posto. Ed eccola qua in tutto il suo splendore, guardate che meraviglia, una bella landing one page super professional, ovviamente con tutti i testi da sistemare, fatta in poco più di 10 minuti con Adobe XD.